Erano ritenuti i seguaci della Jihad in contatto con arruolatori dell'ISIS, due cugini macedoni residenti nel Trevigiano espulsi dall'Italia con un provvedimento firmato dal ministro Minniti. Inchiesta sul centro di accoglienza di Cona, emergono nuovi dettagli sull'indagine partita dalla morte di una migrante che fece scaturire una serie di approfondimenti sulle condizioni della struttura. Violenta aggressione a Venezia, un clochard picchiato e gettato in acqua da sconosciute, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale. Colpo grosso in una gioielleria padovana, due ladri riescono a distrarre il titolare facendo sparire diamanti per 80.000 euro. All'unanimità stamane il CSM ha concesso l'aspettativa per motivi elettorali ad Angelo Mascolo, il giudice del Tribunale di Treviso finito un anno fa al centro di polemiche per dichiarazioni sulla legittima difesa. I dati sull'esportazione della marca trevigiana sottolineano come il Prosecco non sia in testa ai prodotti preferiti oltre confine, a farla da padrone il metalmeccanico di precisione. Ma come oggi il tema immigrazione attuale, immigrazione che ha vari volti e significati, come per la scrittrice siciliana Catena Fiorello in tour tra Veneto e Friuli con il suo ultimo libro. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben ritrovati, la prima edizione dei nostri telegiornali che si apre con una notizia giunta da poco in redazione che riguarda un'altra misura firmata da Roma direttamente dal Ministro dell'Interno Marco Minniti per questioni di sicurezza nazionale, e cioè l'espulsione di due soggetti, due cugini macedoni, residenti entrambi in provincia di Treviso, ritenuti seguaci della Jihad e in contatto con arruolatori dell'ISIS, espulsi dunque con il provvedimento firmato poche ore fa dal Ministro dell'Interno Marco Minniti. Si tratterebbe di, a quanto trapela dalle prime indiscrezioni, di due cugini residenti nel Coneglianese. Con queste ultime, la seconda e la terza del 2018, sono 240 le espulsioni con accompagnamento nel proprio paese eseguite dal 1 gennaio 2015 in tutta Italia, riguardanti soggetti gravitanti in ambienti dell'estremismo religioso. Ovviamente maggiori dettagli questa sera nel corso nei nostri telegiornali del Veneto e di Treviso per capire questa delicata e inquietante vicenda. Altra delicata e inquietante vicenda è quella che riguarda l'inchiesta sul centro di accoglienza di Cona. Emergono nuovi dettagli dopo il blitz di ieri con i 90 finanzieri impegnati in perquisizioni non solo nella hub, nella struttura di Cona, ma anche nella sede della cooperativa padovana che gestisce i migranti. Un'indagine partita, a quanto sembra, dalla morte di Sandrine. Lo ricorderete, nel gennaio dello scorso anno, una migrante appunto all'interno di Cona. Sarebbe partita dalla morte della giovane ivoriana Sandrine Bakayoko l'inchiesta che ha portato alla raffica di perquisizioni e ai 6 indagati per la gestione dell'ex base militare di Cona, dove oggi sono ospitati oltre 700 migranti e che è stata più volte al centro di proteste, violenze e disordini. Una novantina i finanzieri che si sono presentati all'hub, ma anche nelle abitazioni, negli uffici degli indagati, 4 soggetti ai vertici della cooperativa padovana Edeco che gestisce il centro e 2 funzionari della prefettura, controllati e controllori indagati con l'ipotesi di aver perseguito il medesimo obiettivo, mantenere aperta la struttura al costo di nasconderle le lacune, più volte denunciate dallo stesso sindaco Alberto Panfilio. Cona deve essere chiusa perché a Cona non c'è nessuna base, non ci sono murature, c'era solo terreno, e dunque mi meraviglio che nel metodo del buon padre di famiglia qualcuno abbia deciso di spendere una montagna di denaro pubblico, e io l'ho detto da 3 anni, per costruire chissà cosa. Non lo sappiamo ancora perché c'è gente ancora sotto i tendoni e sono stati spesi una valanga di denari di opere pubbliche. Sotto la lente di ingrandimento le condotte di Simone Borile, Sara Felpati, Gaetano Battocchio e Annalisa Carraro ai vertici della Edeco che gestisce la struttura. Associazione per delinquere finalizzata alla frode in pubbliche forniture, l'ipotesi d'accusa formulata nel fascicolo aperto a loro carico. Indagati e perquisiti anche 2 funzionari della prefettura di Venezia per rivelazione di segreto d'ufficio. L'ombra gettata sul loro operato è quella di aver messo sull'avviso la Coop dei controlli che stava periodicamente per subire, e così ancora una volta i mega appalti per l'accoglienza finiscono nel mirino della magistratura, un business milionario, un vaso di Pandora che da Padova a Venezia passa da un'inchiesta all'altra. Restiamo a Venezia con una drammatica e violenta aggressione avvenuta in centro storico. La vittima, ancora una volta, come spesso accaduto in questi casi non solo a Venezia, è un clochard che è stato picchiato e gettato da sconosciuti in acqua. È vivo per miracolo, ma è molto grave.
È stato trovato in acqua, ormai allo stremo delle forze. A lanciare l'allarme un passante che ha visto il corpo galleggiare. Si tratta di un clochard trasportato d'urgenza all'ospedale cittadino in stato di ipotermia. Sul volto i segni di un'aggressione. Colpi in pieno viso, probabilmente è stato preso a pugni. Il senzatetto è ricoverato in gravi condizioni. Il grave episodio di violenza è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì nei pressi dell'Arsenale. È stato un cittadino che ha visto l'uomo tra i 40 e i 50 anni dell'Est galleggiare in acqua. Ha allertato subito il 113. Sul posto è arrivata la polizia che ha ripescato il senzatetto ed ha chiamato il suo M118. Immediate le indagini. Gli investigatori sono risaliti al posto dove l'uomo dormiva, il giaciglio è stato distrutto. Cosa sia accaduto ed il motivo dell'aggressione è al vaglio della polizia che sta visionando in queste ore le immagini delle telecamere di videosorveglianza che ci sono in zona. Non solo, ma sarebbe arrivata in quelle ore una telefonata alla questura. Un testimone avrebbe visto un giovane picchiare un clochard proprio nei pressi dell'Arsenale. In quella zona c'è una casa di accoglienza e quindi sono diversi senza tetto che girano tra l'Arsenale e Campo della Tana. Nessuno però sembra sapere chi sia la vittima dell'aggressione né tantomeno cosa possa essere accaduto. Potrebbe essere stato picchiato e poi essere caduto in acqua, ma più inquietante sarebbe che il suo aggressore lo avesse colpito e poi gettato nella gelida laguna. Sale ovviamente la paura fra i clochard, la polizia sta indagando. E adesso un'altra inchiesta, un'inchiesta che invece ci riporta nella Marca trevigiana verso il processo per omicidio colposo una ginecologa dell'ospedale di Oderzo per la morte di una neonata nel 2016. Indagini chiuse e richiesta di rinvio a giudizio per la ginecologa di turno la sera in cui all'ospedale di Oderzo venne alla luce la piccola Maria, neonata figlia di una coppia di bellunesi morta 3 giorni dopo la nascita. Era il luglio del 2016. La professionista è accusata di omicidio e lesioni colpose. Sotto inchiesta da parte della procura di Treviso erano finiti in 10 tra medici e ostetriche dell'ospedale di Oderzo e del Caffoncello di Treviso. Per 9 posizioni il sostituto procuratore Massimo De Bortoli ha chiesto l'archiviazione, mentre ha invece chiesto il processo per la ginecologa a cui viene contestato di non aver praticato il taglio cesareo per far nascere la piccola, ma di aver utilizzato la ventosa che non aiutò ad accelerare la nascita della bambina e anzi causò ulteriori danni. La mamma si era presentata per 2 volte in ospedale con forti dolori addominali. Durante il travaglio si era verificata la rottura dell'utero con conseguente sofferenza del feto, di cui però non ci si rese conto. Per il perito si intervenne in ritardo e in maniera inefficace, da qui la decisione della procura di chiedere il rinvio a giudizio. Adesso parliamo di 2 ladri, 2 Arsenio Lupin, perché è stato proprio un colpo alla Lupin senza violenza ma con molta destrezza e rapidità, e così da una gioielleria di Padova sono spariti diamanti per 80.000 euro. 80.000 euro di diamanti da 70 carati rubati in un istante con un'azione rapidissima. È accaduto in una gioielleria di via Beato Pellegrino a Padova, dove 2 persone si sono presentati al titolare come commercianti di preziosi interessati a degli acquisti. Dopo aver visionato i brillanti hanno chiesto al gioielliere di riporli in una scatolina e qui, approfittando della presenza di altri clienti, è avvenuto lo scambio con un'altra scatola vuota. Nel frattempo i 2 sedicenti commercianti si erano già allontanati. Allora parliamo di sicurezza perché arrivano i primi DASPO urbani. Come sapete questa misura che è stata resa possibile grazie all'introduzione di un decreto Minniti, i DASPO urbani arrivano per la prima volta a Mestre grazie a un'operazione della polizia che ha combinato 7 DASPO urbani, quindi l'allontanamento dal territorio, per altrettanti portabagagli abusivi che gravitavano nella stazione di Mestre. Vi ricorderete, più volte abbiamo raccontato di questa piaga nei nostri servizi del telegiornale di Venezia, portabagagli abusivi che ovviamente sono anche molto molesti e nel caso una persona si rifiuti di avere il loro servizio reagiscono anche in malo modo. Ebbene, sono stati portati a 7 DASPO urbani provvedimenti della Questura. Se ne sta parlando in queste ore in una conferenza stampa in Questura a Venezia. Ecco, è trapelato che si parta proprio di DASPO urbani, quindi di allontanamenti di soggetti pericolosi. Ovviamente quindi dovrebbe essere più tranquilla la situazione a Mestre, almeno nei prossimi mesi, grazie a questo allontanamento. Adesso parliamo, a proposito di sicurezza, si era parlato durante un dibattito che aveva innescato suo malgrado un giudice di Treviso, il giudice Angelo Mascolo. Come sapete ieri abbiamo raccontato che
Il giudice Mascolo ha scelto di entrare in politica, di scendere in politica, ebbene aspettava soltanto che arrivasse stamattina la decisione del CSM, il via libera del CSM all'aspettativa per motivi elettorali. Ebbene, stamattina il plenum del CSM ha dato l'ok e quindi il giudice Mascolo può scendere in politica. L'hanno chiamato per mesi il giudice con la pistola. Lo Stato non c'è più, mi armo. Quelle parole sulla legittima difesa lo scorso marzo avevano fatto il giro d'Italia, tanto che il leader della Lega Nord Matteo Salvini lo aveva invitato a partecipare a una manifestazione di piazza del Carroccio. A distanza di 10 mesi l'annuncio, Angelo Mascolo, controverso GIP del Tribunale di Treviso, si candiderà al Parlamento. Non nelle file della Lega però, ma in quelle della cosiddetta quarta gamba centrista. Nessuno, guardi, è una candidatura un po' così, nessuno mi ha riservato posti blindati o altro, mi è stato chiesto dalla cosiddetta quarta gamba di candidarmi e siccome apprezzo le persone che mi hanno fatto questa richiesta, ho pensato che se bisogna, che è inutile stare in casa a brontolare davanti alla televisione, che se si vuole cercare di fare qualcosa di meglio, i migliori, modestia a parte, i migliori si devono mettere in gioco, perché altrimenti ci saranno sempre i peggiori. Camera o Senato, Mascolo non lo dice e nemmeno il collegio. Comunque non sarà a Treviso, perché io non posso candidarmi a Treviso, né in una zona che sia, diciamo, sotto la giurisdizione di Treviso. Il magistrato respinge con forza l'accusa di aver cercato, con le sue esternazioni della scorsa primavera, di darsi visibilità. Io ho sempre fatto il mio dovere, e quello che ho scritto non l'ho scritto certo per chiedere candidature. Adesso nel Vicentino, a Schio, con un brutto caso di violenza sessuale, di presunta violenza sessuale, viene denunciato un ragazzo di 22 anni, ci racconta tutto in diretta telefonica per noi da Schio Anna De Roberto. Anna. Sì, buongiorno ai telespettatori, siamo a Schio dove è stata data la notizia dai carabinieri proprio questa mattina della denuncia di questo giovane di 22 anni, una denuncia per violenza sessuale. Pensate, un mese di indagini con l'ascolto di testimoni e poi anche la visione delle telecamere, dei filmati delle telecamere di videosorveglianza. Questo 22enne avrebbe seguito una 18enne uscita dal lavoro, si stava dirigendo verso il quartiere operaio, quello che viene definito quartiere operaio a Schio, l'ha avvicinata con una scusa, poi ha iniziato a toccarla in tutte le parti del corpo. Pensate, la ragazza ha reagito con dei pugni, è riuscita a scappare ed è tornata a casa. Da qui la denuncia e le indagini dei carabinieri che appunto sono riusciti ad intercettare dei testimoni e poi anche a prelevare le immagini della videosorveglianza. Dopo un mese di indagini finalmente questo ragazzo è stato contattato, è stato portato in caserma, ha confessato tutto, quindi è stato denunciato. Grazie ad Anna De Roberto. Adesso a Padova, Scabbia, nel Tribunale di Padova, detenuta infetta, si presenta per l'udienza, ma il giudice ovviamente protesta. Giudice si mette i guanti per firmare il verbale perché la detenuta la scabbia. Udienza di convalida con finale inaspettato in tribunale a Padova. L'agente di polizia che scortava una nigeriana arrestata per spaccio ha spiazzato il magistrato che, dopo essersi ritirato per la decisione, ha voluto scrivere 2 lettere per denunciare l'episodio al presidente dei GIP e al presidente del tribunale. La prassi è che le informazioni sui detenuti che soffrono di malattie devono essere date all'inizio dell'udienza e non come sarebbe avvenuto lo scorso giovedì alla fine. La detenuta arrivava dal carcere femminile della Giudecca a Venezia. Il problema delle malattie trasmissibili, non solo la scabbia ma anche la tubercolosi, era già stata denunciata dai sindacati di polizia, soprattutto nei momenti di maggior afflusso dei migranti in questura. Sempre a Padova, obiettivo 0 FAS raggiunto a Montagnana, il comune padovano dell'area rossa, perché il sindaco fa tornare l'acqua di rubinetto per cucinare, questo grazie ai filtri che ha predisposto la regione. Grazie all'installazione dei superfiltri contro i PFAS da parte della regione, nelle scuole di Montagnana ci sono già i primi risultati. Da qualche mese l'acqua che esce dai rubinetti della cosiddetta zona rossa è filtrata e i livelli di PFAS sono così bassi da non essere più misurabili. A confermarlo il sindaco Loredana Borghesan, che annuncia che non sarà più necessario cucinare i cibi delle mense scolastiche con l'acqua in bottiglia, che invece rimarrà esclusivamente come bevanda per gli studenti.
Ed ora l'economia con i dati sulle esportazioni della marca trevigiana che a sorpresa sottolineano come il Prosecco non sia in testa ai prodotti preferiti oltre confine. I dati sono stati discussi ieri dagli industriali che sul tema banche venete e rapporti lanciano un messaggio chiaro a Intesa San Paolo. Qual è il messaggio che voi lanciate proprio al sistema bancario e a Banca Intesa in questo caso? Ma sicuramente chiediamo alle banche di continuare a darci benzina per mandare avanti le nostre attività. Noi siamo il motore del Veneto, noi come imprenditori, come aziende siamo il motore del Veneto, loro sono la benzina che deve continuare ad alimentare questo motore. Chiaro il messaggio degli industriali trevigiani, soprattutto a Banca Intesa, nei giorni in cui oltre alla liquidazione delle banche venete arriva anche la notizia della fusione della Cassa di risparmio del Veneto, che significa meno liquidità per imprese in genere sottopatrimonializzate. E questo mentre il mercato estero richiede maggiore dinamicità, con il costante aumento delle vendite cresciute negli ultimi 9 mesi di quasi 6 punti percentuali. Russia, Giappone, Stati Uniti ma anche Australia che non chiedono solo Prosecco, anzi. Non è proprio vero che siamo a trazione di Prosecco, il prodotto del Prosecco è importante per le esportazioni del nostro territorio, ma sappiamo che per valori di esportazione abbiamo altri settori importanti come sono i macchinari, come sono la moda, la calzatura, quindi il Prosecco oggi si colloca al 4° posto per valori di esportazione. Il made in Treviso preferito è quindi il metalmeccanico di precisione, un dato decisamente contrastante con le previsioni lanciate qualche mese fa da Luciano Benetton. Ma io non credo che il manufatturiero sia morto, credo che anche la volontà della famiglia Benetton di riprendere in mano l'asse della società sia un elemento di vanto per il nostro territorio. Industriali che spingono perché la marca produttiva guardi oltre il proprio orto. Noi sappiamo che ad esempio gli Stati Uniti sono il paese più importante dal punto di vista delle esportazioni, dopo i paesi comunitari, dopo la UE, per cui per noi capire che tipo di politica sta portando avanti il Presidente Trump è importante, perché le esportazioni fino ad oggi verso gli Stati Uniti sono 4,7 miliardi che partono dalla provincia di Treviso. E alla politica che plaude alle scelte americane di taglio delle tasse e soprattutto ai dazi, gli industriali trevigiani replicano. Noi dobbiamo avere presente quello che è il nostro status come Italia. È chiaro che non possiamo permetterci probabilmente una flat tax come quella che viene annunciata del 15 o del 23%, perché probabilmente non riusciremo a gestirla solo con questo tipo di imposte. Secondo lei il dazi sarebbe applicabile qua da noi? No, non credo che possiamo applicare dazi. Adesso la pubblicità, poi parleremo di giornata della memoria, ma anche di immigrazione. Rieccoci in studio, prima edizione del nostro telegiornale per parlare del giorno della memoria. Come sapete tra oggi e domani c'è il clou delle iniziative per ricordare l'orrore della Shoah. Stamane al ghetto ebraico di Venezia la cerimonia ufficiale con il presidente Luca Zaia, rabbino capo di Venezia, ma anche a Padova, e insomma varie iniziative appunto tra oggi e domani. Domani è il giorno ufficiale della celebrazione, ma i cittadini, i veneti, sanno esattamente di cosa si tratta, qual è il significato del giorno della memoria. L'abbiamo chiesto ai veneziani perché un tassello fondamentale appunto del ricordo è quello della conoscenza. Lei sa che cos'è il giorno della memoria? Sì, che ricordano Auschwitz, tutti i deportati per gli ebrei deportati nei campi di sterminio. Il giorno della memoria è per quelli di Auschwitz, lo so, purtroppo. Ecco. Al giorno della memoria sì, purtroppo, sì, perché ho visto anche i campi di Auschwitz e quindi è una cosa triste. Pensandoci. I campi di sterminio, quelle cose lì, sì. Sono ricordi brutti, ricordi che non vanno dimenticati. Beh certo, è l'Olocausto, no? Si parla dell'Olocausto naturalmente. I veneziani sono preparati sulla giornata della memoria, grandi e piccini. Un giorno per ricordare che hanno aperto i cancelli di Auschwitz. Una giornata che va celebrata, dicono, importante soprattutto per le nuove generazioni. Ma i cittadini sono altrettanto preparati sulla data? Sa anche quando si celebra? Mi pare il 28-29, il 27 gennaio è la ricorrenza. Devono sempre rimanere e sempre ricordarli, che non succeda più, si spera.
bisogna ricordarselo sempre, anche se c'è chi nega l'olocausto, comunque non è così. Sarebbe ora che tutti lo imparassero, fossero portati a conoscenza, ma c'è troppa ignoranza, troppi telefonini, con quelli non si impara nulla, è vero? Parliamo di immigrazione, parliamo di un tema che resta attualissimo e che ha vari significati e varie facce, come per la scrittrice siciliana Catena Fiorello, nota sorella anche di Rosario Fiorello e di Beppe Fiorello, in tour in Veneto e in Friuli in questi giorni con il suo nuovo libro. È la storia di una bambina figlia di emigranti, e questi due genitori vanno in Germania per cercare quel pezzo di pane che manca in Sicilia e quindi racconto una storia, un pezzo della nostra Italia importante. Però non si emigrava soltanto dal profondo sud, anche dal profondo nord, per esempio dal Friuli. E proprio in Friuli, con un passaggio a Venezia, in un'azienda agricola approda Catena Fiorello, scrittrice sorella di Beppe e Rosario, con il suo libro Picciridda, nell'ambito di Libri d'acqua, ideata da Vera Slepoi. Vera Slepoi si è resa conto che l'acqua è un comune denominatore per tanti posti, no? Cioè l'acqua crea collegamenti, gli stessi collegamenti che poi Vera Slepoi voleva creare tra gli autori. Attuale come non mai la tematica dell'immigrazione, anche se vista da un'altra prospettiva, diversa da quella odierna, su cui Fiorello però commenta. Ogni tanto escono fuori delle parole che fanno paura, devo dire, no? Il concetto di razza superiore, inferiore, il concetto di colore, ma se quello ha quel colore quindi è diverso da me, quindi se è diverso da me è inferiore. Insomma, sono dei concetti che secondo me c'è stato un buco nero proprio anche nell'approccio di questa, che secondo me dovrebbe essere la natura dell'essere umano, accettare chiunque, il prossimo, senza guardare né al posto da dove arriva né al colore della sua pelle. Sembrano elementi talmente banali, uno dice ma perché ce lo ricordi? Si sa, è così, ma invece la realtà ci dice che non è così. I comuni garantiscono sicurezza e benessere ai cittadini, è il tema di Ore 13 in onda fra pochissimo dopo il telegiornale. E ospiti in studio di Daniele Grignanin sono il sindaco di Conegliano Fabio Chiesse, il sindaco di Silea Rossella Cendron e il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle a Montebelluna Carmine Bianco. Questa sera invece a 20:10 spazio alla festa, spazio al Carnevale, perché ospiti in studio sono Elisa Costantini, la Maria del Carnevale di Venezia 2017, che sarà l'angelo che darà poi il via al Carnevale di Venezia domenica, e poi Piero Rosa Salva, presidente di Vela, che organizza il Carnevale di Venezia. Quindi una puntata di 20:10 all'insegna del divertimento, dello spettacolo e del costume. È davvero tutto, vi lascio alla previsione del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Molte nubi sul Triveneto, dove è atteso un peggioramento del tempo col passare delle ore. Vediamo insieme il dettaglio di venerdì 26 gennaio. Sul Veneto al mattino locali foschie e nubi basse sui settori orientali, più soleggiato invece altrove. Col passare delle ore più nubi un po' ovunque sulla nostra regione e anche con piogge a carattere sparso entro sera. Le temperature massime saranno comprese tra 7 e 11 gradi, valori minimi tra 3 e 7 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Il cielo sarà irregolarmente nuvoloso e a tratti anche coperto, con qualche debole pioggia sparsa, specie sui settori settentrionali. Più asciutto anche con spazi soleggiati altrove. Le temperature massime saranno comprese tra 9 e 13 gradi, valori minimi tra 5 e 8 gradi circa. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà instabile sui settori centro-meridionali della nostra regione, con qualche precipitazione localmente anche a carattere nevoso. Asciutto altrove con qualche foschia o nebbia, più sole sui settori di confine.
Le temperature massime si attesteranno intorno ai 9 gradi, valori minimi tra 4 e 7 gradi circa. Infine la situazione dei mari e dei venti. Il mare sarà generalmente mosso, i venti moderati da sud-est. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.